Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Dopo la morte di un paziente rimasto in corsia per 20 giorni si dimette il direttore sanitario dell'ospedale Villa Sofia di Palermo e bufera sulla sanità siciliana. Morto il 21enne raggiunto da 5 colpi di pistola in piazza Palestro a Catania. L'autore del delitto si è costituito. L'obiettivo era il nuovo compagno della sua ex. Medicinali non prescritti e sonniferi, sequestrata una casa di riposo a Ragusa dove gli anziani venivano maltrattati. Nel ricordo di Libero Grassi, il primo imprenditore anti-racket, Dio Pizzo lancia un'app con le aziende che si sono ribellate agli estortori. Minorenni utilizzati come pusher in cambio di dosi di droga. A Caltanissetta azzerata un'organizzazione che gestiva un traffico di stupefacenti. E sempre crisi idrica, la cabina di regia decide di attingere più acqua dalla diga Fanaco per i comuni dell'Agrigentino. A Palermo risorse disponibili fino a marzo, a Caltanissetta la protesta delle mamme. Calcio siciliane tra campo e mercato, in B il Palermo attende il Modena, mentre il Catania è pronto a sfidare la Juventus NG, ma è sempre il calciomercato a tenere banco. Cadono le prime teste per gli scandali nel mondo della sanità siciliana. Dopo la morte di un paziente si è dimesso il direttore sanitario dell'ospedale Villa Sofia di Palermo e vi mostriamo nel servizio di Marco Gullà anche le immagini dei pazienti rimasti per giorni in barella. La sanità siciliana nel caos, dalle troppe attese in barella ai morti a causa di interventi mancati. Così dopo gli strali del presidente della regione Renato Schifani arrivano le dimissioni del direttore sanitario di Villa Sofia Arioldo Gabriele Rizzo. Proprio ieri il governatore siciliano aveva incontrato Rizzo in merito a tutte le criticità emerse a Villa Sofia, su tutte la morte di un paziente di 76 anni che ha aspettato un intervento alla spalla per circa 20 giorni. Lunedì invece Schifani incontrerà il direttore generale dell'azienda ospedaliera Villa Sofia, Roberto Colletti. Anche all'ospedale Cervello di Palermo, così come a Villa Sofia, ci sono pazienti che sono ricoverati e, non essendoci posti disponibili, dormono sulle barelle. Guardate queste immagini girate nella notte, sono la fotografia della sanità nell'isola in questo momento ed è anche bufera dai riflessi politici. La sua estrema politicizzazione sta determinando lacune devastanti che poi paga il cittadino, che lo scopre quando arriva in un ospedale. Ecco, c'è una disattenzione sul tema della sanità soltanto, come dire, nel momento in cui hai bisogno del servizio sanitario scopri quanto questo è distante da una capacità reale di affrontare le emergenze, le urgenze. Nel terremoto della sanità in Sicilia non sono esclusi altri scossoni. La sparatoria di piazza Palestro, il movente, ruota tutto attorno alla sfera privata. L'omicida infatti avrebbe sparato dopo un alterco con il nuovo compagno della sua ex, con la quale aveva avuto un figlio. Orazio Longo. La vittima era l'attuale compagno dell'ex fidanzata con la quale l'omicida aveva avuto un bambino. Ruota tutto attorno alla sfera personale, il delitto che si è consumato giovedì pomeriggio in piazza Palestro a Catania. A perdere la vita il 21enne Giuseppe Francesco Castiglione, centrato da 5 colpi di pistola. A sparare sarebbe stato il 20enne calogero Michael Romano, ex compagno appunto della fidanzata della vittima. Romano sarebbe arrivato a bordo di uno scooter, i due avrebbero discusso animatamente, poi l'incontro sarebbe degenerato. A un certo punto il 20enne avrebbe impugnato una pistola di piccolo calibro e avrebbe esploso contro il rivale almeno 6 colpi, 5 dei quali lo hanno centrato alle spalle, ledendo organi vitali come l'intestino, i polmoni e la milza. Sul posto la polizia ha trovato anche un bossolo inesploso. Soccorso dal personale del 118, il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni si sono aggravate nella notte ed è morto nelle prime ore della mattina. Al 20enne, che si era costituito ai carabinieri di Mister Bianco, è stato notificato un fermo per tentato omicidio aggravato che, vista la morte sopravvenuta, viene di conseguenza modificato dalla procura in omicidio. Il fermato negli uffici della squadra mobile avrebbe ammesso di essere l'autore del delitto e avrebbe spiegato il movente legandolo proprio alla nuova relazione che la ex aveva intrapreso col 21enne. Nulla avrebbe detto però della pistola. Gli agenti della squadra mobile stanno visionando anche le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona.
Il Tribunale di Catania ha assolto dall'accusa di corruzione con la formula "perché il fatto non sussiste" il deputato regionale della Lega Luca Sammartino e Girolamo Brancato dall'accusa di corruzione elettorale. Sammartino, all'epoca dei fatti deputato di Italia Viva all'Assemblea regionale siciliana, era tra i 38 indagati dell'inchiesta Report della DDA di Catania. Nel capo di imputazione si contestava a Sammartino promesse di utilità a Brancato, ritenuto vicino al clan Laudani, in cambio di voti. Secondo l'accusa, le utilità erano un posto di lavoro ad un nipote di Brancato e lo spostamento di una cabina telefonica nei pressi della pizzeria della moglie. La procura aveva chiesto la condanna a 2 anni di reclusione per ciascun imputato. Maltrattamenti, ingiurie e carenze igieniche in una casa di riposo a Ragusa. Sequestrata la struttura dove agli anziani venivano anche somministrati dei sonniferi. Veronica Barbarino. Sequestrata una casa di riposo lager a Ragusa, dove erano maltrattati e abbandonati anziani ospiti della struttura. 2 arresti e 6 misure interdittive sono state messe a carico dei gestori e di alcuni dipendenti della casa di cura. Le indagini condotte dal NAS del capoluogo Ibleo sono scaturite da una segnalazione da parte di ex dipendenti della struttura e riguardante le indegne condizioni in cui vivevano gli anziani. All'interno della casa di riposo, infatti, erano ospitate 29 persone, in sovrannumero rispetto alle capacità ricettive della struttura. Gli ospiti erano accuditi da personale sottodimensionato e non qualificato, che specie in orario notturno somministrava loro, senza prescrizione medica, farmaci ipnoinducenti per meglio gestirli. Inoltre gli anziani erano spesso costretti a dormire in letti pieghevoli e fatiscenti, subivano urla, strattonamenti e venivano lasciati a se stessi. Uno dei titolari della struttura arbitrariamente modificava le prescrizioni o inseriva farmaci nelle terapie degli ospiti. I dipendenti invece somministravano senza specifico titolo professionale medicinali agli ospiti loro affidati. Tutti sono indagati in concorso tra loro di maltrattamenti, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione medica ed infermieristica. L'intera struttura è stata posta a sequestro. La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni ciascuno per Massimo Gentile e Cosimo Leone e a 6 anni per Leonardo Gulotta, accusati di aver protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. I 3 furono arrestati a marzo del 2023. L'architetto Gentile avrebbe ceduto più volte la sua identità al capomafia ricercato, consentendogli così di muoversi liberamente. Cosimo Leone sarebbe stato un importantissimo punto di riferimento all'interno dell'ospedale, mentre Gulotta è accusato di aver messo a disposizione del boss la propria utenza telefonica. Nel giorno in cui si ricorda il sacrificio di Libero Grassi, che pagò con la vita il suo coraggio, Dio Pizzo lancia un'app con le aziende che si sono ribellate agli estortori. Marco Gullà. Libero Grassi, imprenditore tessile, dico bene? E lei si è trovato pure lei faccia a faccia con queste richieste di tangenti? Sì, mi sono trovato, come un po' sanno tutti, più volte. Ho subito due estorsioni, una rapina, oltre a intimidazioni varie. 34 anni sono passati dalla prima denuncia di Libero Grassi contro il Pizzo. Lui non ha pagato i mafiosi e fu ucciso per questo. A distanza di quasi 3 decenni e mezzo qualcosa è cambiato, ma non tutto. In Sicilia le estorsioni sono le principali fonti di sostentamento per la mafia, addirittura 1 miliardo di euro nel bilancio di Cosa Nostra. Il 70% dei commercianti, soprattutto a Palermo e Catania, paga ancora il Pizzo. Io userei soprattutto l'espressione convenienza, cioè convenienza non c'è un dolo specifico, cioè io ottengo un vantaggio in cambio di questa cosa, ma c'è l'idea che pagando io sto meglio. Oggi Addio Pizzo ha presentato una nuova app per tutti i consumatori, Pago chi non paga. La funzionalità dell'app è quella di avvicinarci ancora di più ai cittadini consumatori per aumentare e per facilitare la scelta dei consumatori. Oggi SOS Impresa Rete per la Legalità ha anche promosso in collaborazione con Solidaria la prima giornata nazionale anti-racket. Per il figlio di Libero Grassi però il livello di guardia deve essere sempre alto. Mi viene difficile parlare perché in questa città la vedo diventata più violenta anche oltre la mafia.
Basta, papà non deve più andare, soffre ancora ogni volta. È così che Mauro Glorioso, lo studente palermitano di 24 anni che il 21 gennaio del 2023 fu colpito da una bici lasciata cadere sotto i murazzi del Po, restando tetraplegico, ha spinto la famiglia a revocare la costituzione di parte civile. Al processo il Tribunale di Torino ieri ha condannato una degli imputati, Sara, all'epoca maggiorenne, a 16 anni per concorso in tentato omicidio. Secondo la famiglia, da parte degli imputati non c'è mai stato un vero pentimento. Minorenni utilizzati come pusher venivano poi pagati con la droga. 8 arresti a Caltanissetta. Sentiamo Rita Cinardi. Gestivano una fitta rete di compravendita di droga utilizzando come pusher anche minorenni. L'organizzazione criminale è stata sgominata a Caltanissetta dalla polizia, che ha eseguito misure cautelari nei confronti di 8 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. 4 degli indagati, ai quali è stato riconosciuto il ruolo di capi e organizzatori dell'associazione, sono finiti in carcere, mentre agli altri è stato applicato il divieto di dimora in provincia di Caltanissetta. Secondo la ricostruzione degli investigatori, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, gli approvvigionamenti di cocaina, hashish e marijuana sarebbero stati effettuati prevalentemente a Gela, in altri comuni della provincia, e avrebbero prodotto un volume di affari di oltre 50.000 euro al mese. L'attività di spaccio si sarebbe concentrata poi nel centro storico di Caltanissetta e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Le cessioni di droga sarebbero avvenute su chiamata del cliente, al quale il pusher indicava il luogo di incontro dove sarebbe avvenuta la vendita. In altri casi la droga veniva venduta a casa degli indagati. L'associazione per effettuare la consegna di stupefacente si sarebbe servita anche di minorenni, che sarebbero stati ricompensati, oltre che con denaro, con dosi di droga. L'attività investigativa ha permesso di sequestrare 1 chilogrammo di hashish e oltre 100 grammi di cocaina, oltre che di segnalare alla prefettura numerosi assuntori. Arrestati 2 tifosi per il ferimento di un agente durante gli scontri di domenica scorsa a Licata. Sentiamo Davide Sardo. Arrestati e posti ai domiciliari i responsabili dei violenti scontri e ferimenti a Licata domenica scorsa in occasione della partita di calcio contro la San Cataldese. I fermati sono 2 tifosi di Serra di Falco in provincia di Caltanissetta, accusati del ferimento di un agente impegnato nel servizio di ordine e sicurezza pubblica allo stadio Dino Liotta. All'autorità giudiziaria risponderanno delle ipotesi di reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti in differita 2 giorni dopo la partita, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale. Dopo sarà la Procura di Agrigento a occuparsi del procedimento giudiziario, anche eventualmente a fronte di altre misure cautelari contro coloro che domenica scorsa si sono scatenati in sassaiole e lanci di bombe Molotov contro rivali e le forze dell'ordine. Ad agevolare il compito degli investigatori, i video delle telecamere di sorveglianza presenti dentro e fuori l'impianto sportivo. Ed è sempre crisi idrica anche lontano dall'estate, a soffrire ancora mezza Sicilia. Partiamo dall'Agrigentino. Emergenza idrica nell'Agrigentino, più acqua dalla diga Fanaco per i comuni più colpiti dalla sete e accelerazione sulla costruzione dei dissalatori. E quanto deciso durante la cabina di regia convocata in prefettura con la partecipazione in videoconferenza del coordinatore Salvo Cocina. Ad Agrigento, al tavolo dei lavori, anche l'assessore regionale ai servizi primari Roberto Di Mauro e i sindaci di Canicattì, Racalmuto, Favara, Ravanusa e Aragona, tra i comuni più colpiti. Azzeccheranno acqua dal Fanaco per una quantità di 50 litri acqua al secondo, lo voglio ripetere, e la ripartizione avviene secondo il numero degli abitanti, secondo ovviamente anche quelli che sono i sistemi idrici, ed è una competenza di ATI e AICA. La prefettura punta ora a interventi immediati per alleviare il disagio di migliaia di residenti. Resta drammatica la situazione dell'emergenza idrica nel Palermitano, l'ha detto l'amministratore unico dell'AMAP Giovanni Sciortino, ribadendo che nonostante le piogge recenti non si è pervenuti alla normalizzazione. Con le riserve attuali, ha spiegato, si arriva a gestire il sistema fino a marzo, confermate dunque tutte le misure di riduzione idrica. E a Caltanissetta si torna a protestare per l'acqua, in piazza questa volta ci sono le mamme.
Non c'è tregua per i residenti di Caltanissetta, continuamente alle prese con l'emergenza idrica. Se da una parte le piogge e le nevicate delle scorse settimane hanno fatto alzare il livello della diga Ancipa, contribuendo ad alimentare le speranze di un ritorno alla normalità, dall'altra i nisseni continuano a vivere disagi continui. Durante le feste, proprio grazie alle precipitazioni e a una maggiore riserva idrica, i turni di erogazione erano scesi a 3 giorni. Poi si sono susseguiti guasti ed interruzioni e così in alcune zone i rubinetti adesso sono a secco anche da 10 giorni. Questa mattina sono tornate a protestare le mamme del centro storico, che hanno fatto un sit-in davanti alla sede di Caltacqua chiedendo di parlare con i responsabili. È da 10 giorni che non ricevo acqua nella mia zona. C'è stata un'interruzione, sono venuta ad aprire la segnalazione e mi dicono che l'interruzione molte persone ce l'hanno dopo 5 giorni con tutta l'interruzione. Io ancora ad oggi 10 giorni non ricevo l'acqua. Ma i cittadini nisseni devono fare anche i conti con la torbidità dell'acqua. Se qualcuno sognava di rivedere acqua trasparente e scendere dai rubinetti, non è stato così. Dopo 8 giorni mi è arrivata l'acqua stamattina, dove è arrivata di un colore torbido, giallino. Io non so, vorrei delle risposte. Tra l'altro, perché questa disuguaglianza tra varie palazzi, perché io acqua ce l'ho e magari quello avanti a me non ce l'abbia. Vorrei delle risposte. Per i disabili alle prese con i continui disagi invece è un vero e proprio dramma. Io sono una persona disabile, abito al centro storico, 7 giorni senza avere acqua e ancora stamattina a 20 metri sotto casa mia c'è acqua e io ancora tuttora nessuna goccia di acqua. Sono venuto alla Caltacqua proprio a fare casino per l'acqua. Mi hanno detto e mi hanno garantito che mi arriva un'autobotte dell'acqua. Sono stati tutti sbarcati al porto di Catania 67 naufraghi soccorsi dalla Louis Michel, la nave di una ONG. Tra le persone soccorse c'è anche una donna all'8° mese di gravidanza. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie per parlare fra l'altro dei tanti vandali in azione a Catania. Catania, ostaggio dei vandali e senza controllo. Andiamo a vedere con Tonino De Mana. Inaugurate e vandalizzate con soldi europei che ancora una volta vengono spesi senza poi avere un minimo ritorno per la collettività, a sua volta in parte responsabile. Dopo i raid vandalici in Piazza Europa e Piazza Nettuno, tanto per fare qualche esempio, nel mirino degli immancabili balordi è finita l'area attrezzata a Villaggio Sant'Agata, dove molti arredi sono stati depredati, danneggiati, distrutti. In queste immagini un tris con tanto di spray rosso che in un sol colpo immortala la pedana, dove è previsto anche un defibrillatore, quest'ultimo mai consegnato, arredi imbrattati e la panchina smart, entrata in funzione poche ore prima di essere vandalizzata. Non le manda a dire il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi. 643.000 euro di fondi Pommetro che alla fine non sono stati praticamente tutelati, perché se l'amministrazione apre una bella piazza, mette delle strutture per aiutare i giovani anche ad avviarsi al mondo dello sport, è importante anche riuscire a mantenere la piazza e ad evitare che qualcuno la vandalizzi. Da Villaggio Sant'Agata alla Playa, la stagione balneare è finita da mesi, ma nessuno ha pensato di rimuovere le strutture della spiaggia libera numero 3. Nella pedana che vedete, dove in estate c'erano il bar e altri servizi, sono ben visibili centinaia di chiodi arrugginiti e chissà quanti finiranno in spiaggia. Distrutti anche i servizi igienici. Quando la ditta che comunque gestisce le 3 spiagge libere finisce la stagione, deve smontare i gazebbi, tutte le strutture che servono durante il periodo estivo. In realtà lo fanno sempre con molto ritardo, l'amministrazione non controlla e, come potete vedere, si ritrovano qui materiali da risulta, strutture vandalizzate, insomma c'è di tutto, diventa praticamente una discarica pubblica. Plastica che si disperde, rifiuti, ferro arrugginito ovunque, tutto tace, compreso le associazioni ambientaliste. A Buongiorno Sicilia, l'attore catanese Edoardo Saitta, in scena con lo spettacolo Gatta Cicova, racconta la sua versione rivisitata di un classico della commedia popolare. Questo titolo che echeggia negli anni, ci chiedevamo perché questo spettacolo ha resistito per tanto tempo, no? Io, secondo il mio modesto parere, ho
ho sempre detto che a questo spettacolo noi in questa edizione abbiamo restituito la sua dignità, perché è stato sempre trattato come una farsaccia, come un testo così che mirava solo ed esclusivamente a farti fare 4 risate, mentre invece dentro c'è tutto, c'è una storia tra fratello e sorella, c'è una storia di amore, c'è storie di vita, c'è una vita di campagna, c'è una vita di masseria dove si consumano anche talvolta dei drammi familiari, dei conflitti familiari, la terra è mia, no, la voglio io, no, io ora te la levo, cose che oggi all'ordine del giorno accadono. Ci fermiamo, adesso c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare di calcio e di mercato. E siamo al calcio, incombe la nuova giornata di campionato, ma è sempre il calciomercato a tenere banco. Francesco Triolo. Il mercato, ma anche il campionato, le siciliane si muovono su un doppio filo, a cominciare dal Palermo che prepara la partita di domenica contro il Modena allo Stadio Barbera. I rosanero hanno bisogno dei 3 punti perché la classifica inizia ad essere un po' preoccupante. Brunori, dopo aver avuto rassicurazioni da parte del neo DS Osti, dovrebbe giocare titolare con al suo fianco le Duaron. Out di Francesca e Di Mariano. Sul mercato invece il Palermo è alla ricerca di un portiere. Piace Silvestri della Sampdoria, ma c'è attenzione anche su Gitchiar del Venezia. In uscita ci sono Gomez e Savic. I primi movimenti del Catania, come previsto, sono state delle cessioni. Sono andati via Adamonis, Silvestri, Tirelli e Popovic, tutti in prestito, qualcuno come Adamonis con un'opzione per il riscatto. In partenza c'è anche Sasà Monaco, il cui trasferimento al Messino giunto ad un passo è stato bloccato da problemi societari e si attende di conoscere cosa accadrà sullo stretto per capire se l'operazione possa essere condotta in porto. Trattative in corso per Chirico, per il quale si è fatta avanti la Ternana. In entrata c'è il ritorno di fiamma per Daniele Liotti, 30 anni, esterno dell'Avellino. Intanto ci si concentra sulla gara di domenica contro la Juventus Next Gen al Massimino. A Messina la vicenda di Monaco riguarda anche altri rinforzi, tutto bloccato in attesa della formalizzazione delle cariche dopo il passaggio di quote da Shot alla AAD Invest. La squadra stamattina è partita per Francavilla Fontana, dove affronterà domani il Taranto, ma c'è curiosità sugli uomini che schiererà Modica dopo la sfuriata del suo vice Miranda nel post gara contro il Cerignola. Il Trapani ha nel mirino intanto il Crotone, domenica al Provinciale. Sul mercato invece si lavora soprattutto in uscita. Dopo Fall potrebbe partire anche Karic con destinazione Virtus Entella. Gli azzurri del Pentathlon hanno scelto Catania per la preparazione della nuova stagione. Orazio Longo. 2 settimane di allenamento negli impianti sportivi etnei per 18 giocatori della nazionale italiana Pentathlon moderno. In vista della nuova stagione, gli azzurri, che rimarranno a Catania fino al 19 gennaio, hanno presentato a Palazzo degli Elefanti il raduno di preparazione. Tra i presenti anche la ex schermitrice Valentina Vezzani. Qui a Catania mi sembra di tornare a casa, anche perché Catania nel corso della mia carriera è stata molto importante e mi ha permesso di centrare degli obiettivi come mondiali universiadi, mondiali militari molto importanti. E vedere una Catania sportiva, una Catania che crede nel valore dello sport, con un'impiantistica che permetta ad una federazione come quella del Pentathlon di potersi allenare, credo che sia davvero una cosa fantastica. I pentatleti, 9 uomini e 9 donne, tra cui il bronzo olimpico Giorgio Malan e la campionessa europea Alice Sotero, si alleneranno al campo scuola, nella piscina di Nesima, nella palestra in forma a Nicolosi e negli impianti del CUS Catania, con la spada alla sala Timmonieri del Pallarcidiacono, dotata di 10 pedane regolamentari con l'innovativo sistema di elettrificazione e i nuovi segnalatori delle stoccate con i rispettivi ripetitori collegati a parete con impianto sottotraccia. Io vengo dal mondo della scherma, che è la roccaforte dello sport italiano. Nelle occasioni importanti non tradisce mai, c'è una grandissima tradizione, ma ci sono tante altre discipline sportive che meritano di essere attenzionate. Dimentichiamo che il turismo, che lo sport può essere un ottimo volano anche per il turismo. Soddisfatto il presidente del CUS Catania, Luigi Mazzone, mentre il presidente della federazione Bittner apre a collaborazioni anche in futuro. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.